Alessandro Piras, 38 anni, di Quartus Sant'Elena, è un trapiantato di cuore, ha una disabilità del 76%, una vita lavorativa comunque non semplice. Assolutamente no. Diciamo che essendo appunto trapiantato di cuore, avendo anche altre problematiche legate al tipo di terapia che io faccio, non posso assolutamente fare tutti i tipi di lavoro, quindi diciamo la sfera la ricerca del mio lavoro è diciamo abbastanza ristretta. Lei che lavori ha fatto nella sua vita? Io lavoro impiegatizi, l'ultimo è stato quello nei centri per l'impiego, ho lavorato nel centro per l'impiego di Quartu per una durata di 15 mesi, dopodiché finito quello non ho più trovato altre opportunità lavorative. Lei, per la percentuale di validità che ha, percepisce una pensione mensile? Sì, percepisco una minima pensione. Quanto? Quella è 280 euro. E si riesce a campare con 280 euro? Lei da quanto tempo è disoccupato? Io sono disoccupato dal 2009, cioè da quando abbiamo finito qua in regione, perché oltretutto noi della provincia di Cagliari abbiamo perso con quest'ultimo lavoro la lista nelle categorie protette. Questo chiaramente ci ha impedito di poter partecipare alle successive diciamo, opportunità riservate alla legge 68, opportunità lavorative della legge 68. Lei è sposato, vive con... No, sono single chiaramente perché con 280 euro non posso programmarmi un futuro, quindi vivo ancora con i miei, sono a carico dei miei genitori perché 280 euro non mi permettono sicuramente di potermi mantenere in autonomia, quindi per il momento sono così, vivo così, ancora alle dipendenze dei miei genitori. Come sono le giornate di un 38enne trapiantato di cuore che quindi nei fatti comunque ha subito un'operazione decisamente importante a livello fisico, 38 anni senza un lavoro? Non sono molto semplici perché comunque io ho limitazioni ovviamente fisiche e poi ovviamente la sfera economica incide sulla vita anche sociale, perché comunque non mi posso permettere di uscire tutte le sere, di andarmene, di fare un viaggio, insomma la mia vita è abbastanza limitata anche dall'aspetto economico, non solo quello fisico. Come vede il futuro? Io al momento lo vedo un po' critico perché comunque chi dovrebbe farci rientrare a lavoro è un po' sordo, nel senso lui forse è il vero invalido perché non ci ignorano nonostante noi abbiamo delle leggi che comunque garantiscano il nostro reintegro. Quindi per il momento lo vedo nero, ma sono fiducioso che se la legge esiste noi dovremo firmare i contratti perché siamo nell'organico ANSPAL e quindi io penso che prima o poi rientreremo a lavoro.